Cambia nuovamente in corso d'opera l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento e svago ad Agrigento. Discoteche, sale da ballo, nightclub ed esercizi similari potranno iniziare la loro attività di trattenimento dalle 16 fino ad una determinata ora della notte nei giorni prestabiliti dall'ordinanza dell'amministrazione comunale di Agrigento. Nel dettaglio, la notte tra il venerdì ed il sabato, l'esercizio commerciale dovrà chiudere entro le ore 3, mentre prima la chiusura era per l'1:30. Prolungato all'1:30 anche l'orario degli spettacoli musicali che si svolgono all'esterno, entro il perimetro di suolo pubblico autorizzato di pertinenza del locale. Prima la musica doveva terminare a mezzanotte. Ed ancora, la notte tra sabato e domenica, nonché le notti dei giorni prefestivi infrasettimanali, è consentita la chiusura non più alle 2, ma alle ore 2:30. I concertini, il piano bar ed il karaoke devono cessare entro l'1:30. Rimane invariato invece l'orario di chiusura del locale non oltre l'una per tutti gli altri giorni della settimana, mentre si potrà far musica fino a mezzanotte. Noi ascoltiamo molto gli esercenti, i cittadini e poi con un contemperamento di interessi il sindaco ha modificato gli orari per dare la possibilità agli esercizi commerciali, ma anche a tanti giovani che specialmente nei fine settimana vogliono frequentare la nostra città, di poterlo fare con della buona musica, poterlo fare con grande serenità. Allungare gli orari significa anche dare un contributo all'economia e un sostegno a tante attività commerciali che oggi, a tanti locali che oggi lavorano e danno pure occupazione. Nel frattempo l'Osservatorio regionale per il commercio, presieduto dall'assessore per le attività produttive Marco Venturi, ha prorogato fino al prossimo 31 marzo 2012 lo status di città d'arte per i comuni siciliani a prevalente economia turistica, come lo è tra gli altri Agrigento. La proroga consente ai comuni di derogare alla chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali nei giorni festivi e la domenica. Si tratta quindi di un provvedimento utile al tentativo di rilanciare l'economia isolana attraverso l'incentivo ai consumi e alla promozione turistica.